Un Veneto su 10 è in quarantena. I dati ufficiali della Regione Veneto parlano infatti di 400-500 mila residenti sul territorio regionale che sarebbero appunto in quarantena in questo momento, cifre ovviamente altissime e in crescita durante questa quarta ondata della pandemia coronavirus. Si parla sostanzialmente di questo sulle prime pagine dei quotidiani locali del Veneto di oggi, 28 dicembre 2021. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Alcetto e andiamo a vedere una carrellata appunto dei titoli che ci raccontano di questa quarta ondata. Partiamo dal Corriere del Veneto, 500.000 a casa. L'aumento dei contagi spedisce in isolamento un Veneto su 10, a rischio la tenuta di servizi e trasporti. E questo è un primo tema, e cioè quello che se una persona su 10, un lavoratore su 10, un cittadino su 10 è a casa in quarantena, naturalmente è impensabile che le normali attività procedano business as usual. E quindi come si fa a andare avanti? Come può reggere un sistema regionale ma anche nazionale con così tante persone in quarantena? Congeliamo un attimo questa questione perché se ne parla sulle pagine appunto dei quotidiani di oggi, ma proseguiamo invece con la lettura dei titoli, sempre sul Corriere del Veneto. A pagina 3, ore in coda per il test, USL e farmacie al limite, picchi di 160.000 utenti mandati a casa. Vengono aperti nuovi Covid point e il personale viene potenziato, ma non basta. La sanità militare addirittura ha messo a disposizione 27 squadre nelle scuole, ma in ogni caso il sistema di test e tamponi è assolutamente entrato in crisi. Il tracciamento, lo sappiamo, già da tempo è sostanzialmente saltato, ma adesso siamo addirittura nella situazione in cui il sistema sanitario regionale non è in grado di garantire tamponi in tempi rapidi quantomeno. Code e disagi, questo è un primo tema e viene ripreso sostanzialmente su tutte le prime pagine dei quotidiani locali di oggi. Vediamo ad esempio Il Mattino di Padova che apre la prima pagina con un titolo inequivocabile: la quarta ondata, caos tamponi a Padova, 2 nuove sedi per i test. Per il secondo giorno di fila il servizio va in tilt, code e attese lunghissime anche all'Euganeo, che è il principale punto tamponi nella città di Padova, nel capoluogo euganeo appunto. L'ULSS 6 corre ai ripari, accordo con Villa Maria e Casa di Cura di Abano Terme, 2 strutture private accreditate. È interessante però un pezzo che c'è a pagina 2 proprio del Mattino di Padova, ma anche della Nuova Venezia e della Tribuna di Treviso, i quotidiani appunto del gruppo Gedi, nel senso che viene da chiedersi: ma questo dei tempi d'attesa per avere l'esito di un tampone, questo delle code davanti ai centri tamponi, anche ai centri vaccinali, ma questo è un altro discorso. Insomma, questi sono problemi soltanto della sanità regionale del Veneto oppure no? Beh, c'è un'indagine di altro consumo fatta su 117 farmacie in 10 regioni, un campione ristretto, ma comunque almeno nelle intenzioni di altro consumo sicuramente significativo. È un'indagine condotta per La Stampa e l'esito è questo: che i tempi di attesa sono alle stelle. Per un tampone si deve aspettare fino a una settimana, quindi la situazione, diciamo, è sostanzialmente, insomma, riguarda tutta la penisola, ma attenzione, il sud fa meglio del nord Italia. E infatti vediamo alcuni dati: la peggiore tra le regioni è la Lombardia, 5,9 giorni per ottenere l'esito di un tampone, 5,8 giorni in Veneto, attenzione, quindi sostanzialmente siamo lì, e 4 giorni in Piemonte. Invece nel meridione, per capirci, l'attesa è contenuta a un giorno. Questo naturalmente è dovuto anche al fatto che il virus è meno diffuso appunto nel mezzogiorno. Naturalmente cosa segnala questa indagine di altro consumo e il pezzo di Paolo Russo per il Mattino di Padova: se fare un test rapido sta diventando un terno all'otto, naturalmente gli italiani
ripiegano sui test fai da te ancora meno affidabili. Qui è evidenziato, diciamo, che mentre un test rapido ha un margine d'errore stimato del 30%, appunto invece i test fai da te hanno una sensibilità ancora minore e sfuggono al tracciamento, che comunque è saltato. E in ogni caso, anche qui un dato interessante: in pochi giorni nel 49% delle farmacie sono andati esauriti proprio i test fai da te. Il gold standard resta sempre il molecolare, che ci azzecca nel 98% dei casi, ma nel 2021 ormai è un'utopia farli in larga parte del paese. Insomma, questo il pezzo sulle pagine dei quotidiani Jedi, ma attenzione, perché sulle pagine del Mattino di Padova c'è proprio un approfondimento a pagina 6 e 7, una doppia paginata dedicata proprio a il sistema al collasso, così titola il Mattino, per questo, diciamo, reportage con dei pezzi di Simonetta Zanetti, Gianni Biasetto e altri redazionali. Insomma, centro tamponi, nuovo stop, l'ULSS 6 corre ai ripari. Abbiamo sentito aperte sedi per tamponi a Abano e a Villa Maria nel capoluogo euganeo, e in seguito al collasso per il secondo giorno consecutivo viene decisa la sospensione per chi non si è prenotato. Vengono richiesti più di 400 accertamenti al giorno. Dice il responsabile di un punto tamponi: introdurremo gli appuntamenti. La rabbia dei cittadini, ovviamente, in coda per ore con febbre e mal di gola. Ci sono appunto sintomatici e poi gli studenti che devono sottoporsi al test. Questo delle scuole è ovviamente un grandissimo tema. Dicono, qua ci sono alcune dichiarazioni prese dai giornalisti, comunque il giudizio è: operatori molto bravi, ma l'Euganea, l'azienda ULSS Euganea, si è fatta trovare impreparata. E c'è il racconto di un chirurgo in servizio in una delle USCA che dice: tra freddo e turni non stop facciamo del nostro meglio di fronte al boom dei contagi, vediamo centinaia di persone al giorno, si fa fatica a stare dietro a tutti. Naturalmente, se per tutta la popolazione la pandemia e questa quarta ondata costituiscono uno stress importante, figuriamoci per il personale sanitario che dopo 2 anni di appunto pandemia da coronavirus non vede ancora la luce in fondo al tunnel e vive situazioni di carenza di personale, ore di straordinario che si accumulano e disagi a non finire dal punto di vista organizzativo. Ma proseguiamo questa carrellata, perché anche sulle pagine del Gazzettino, per esempio di Treviso, si parla del caos tamponi. C'è anche qui un articolo firmato da Mauro Favaro nelle pagine appunto dedicate alla provincia di Treviso. Tamponi per le feste, è caccia ai furbetti, ci sarebbero dei furbetti che creano troppe code, ma è più interessante, diciamo, il sottotitolo: Covid point allo stremo, l'ULSS richiama i medici, solo le prescrizioni necessarie. Cioè i furbetti sarebbero quelli che si recano ai Covid point con prescrizioni appunto non necessarie. Bisognerebbe poi approfondire cosa voglia dire, se una prescrizione è necessaria o meno e chi lo stabilisce. Comunque il direttore generale dell'ULSS trevigiana dice: il sospetto è che ci siano molte persone che approfittano dei centri soltanto per non dover pagare. Anche le farmacie comunque sono prese d'assalto, in soli 6 mesi 825.000 test. Naturalmente anche nel veneziano, e qui abbiamo la nuova Venezia, corsa ai tamponi nei centri ULSS e in farmacia, ore di code e caos. Ore di ritardi e proteste in tutta la provincia, l'appello: disagi inevitabili con richieste immotivate e disordinate. Quindi anche qui c'è il tema di chi si reca ai centri, ai punti tampone senza averne realmente bisogno in qualche modo, ma comunque, quale che sia il motivo, il risultato è veramente quello di un caos tamponi. C'è un dato interessante: nella sola vigilia di Natale sono stati processati quasi 14.000 tamponi nella provincia di Venezia. Insomma, abbiamo capito che c'è un problema con i tamponi, c'è anche un problema legato al fatto che appunto un veneto su 10 è in quarantena. Come se ne esce? L'ipotesi allo studio, diciamo, del governo è quella di ridurre la durata della quarantena, almeno per i vaccinati. Diciamo, è ancora un'ipotesi, ma l'idea è proprio quella di cambiare le regole.
e da questo punto di vista anche le regioni spingono in questa direzione. La richiesta infatti di Massimiliano Fedriga, presidente della regione Friuli Venezia Giulia, che parla però a nome della conferenza delle regioni, è molto chiara: per non bloccare il paese serve ridurre la quarantena per i vaccinati. Comunque di questo si sta occupando il governo, c'è questa ipotesi, c'è chi frena, per esempio il vice ministro della salute per Paolo Sileri, che dice sì, va bene ma non subito. Comunque l'ipotesi è di ridurre l'isolamento per chi ha la terza dose ed è un'ipotesi di una quarantena a soli 5 giorni. Si aspetta però il parere del CTS. Domani se ne parlerà in Consiglio dei Ministri, dove arriverà anche un altro tema, che è quello naturalmente legato alla paralisi dei settori essenziali e quindi dalla sanità ai trasporti, che come dicevo appunto in apertura chiaramente sono sotto stress nel momento in cui un lavoratore su 10 o comunque una persona su 10 è in quarantena. Insomma, la questione è un po' come tornare alla normalità pur avendo un numero di contagi così elevato. E allora sentiamo il parere di uno scienziato, l'ho trovato interessante. Come spesso accade, è il microbiologo Andrea Crisanti, e cosa dice? Il siero non risolve tutto, quindi il vaccino non è una panacea, non è la panacea a tutti i mali, è un errore avere fretta di tornare alla normalità. E insomma lo dice molto chiaramente. C'è appunto questa intervista di Margherita Montanari che chiede a Crisanti qual è stato l'errore più grande nel contenimento del virus. E Crisanti risponde chiaramente, dice: l'errore è proprio l'ansia di volersi mettere gli episodi pandemici alle spalle per tornare il prima possibile alla situazione pre-Covid. Lo capisco, ma non è l'atteggiamento giusto. Ovviamente Crisanti dà una valutazione scientifica. A giugno dell'anno scorso si sono tutti illusi che l'emergenza fosse finita, ci si è illusi che i vaccini avrebbero risolto il problema e non si è fatto altro. Questo è il vero problema, è stato un alibi, il vaccino, per non prendere altre misure. I vaccini sicuramente aiutano, ma pensare che risolvano tutto non va bene. Insomma, interessante comunque questo aspetto, e cioè sostanzialmente il fatto che è molto difficile pensare di tornare alla normalità con questi numeri, e quindi alla domanda si può escludere un lockdown dopo Natale appunto con questi numeri, Crisanti dice: guardi, non si può pensare di avere scuole aperte, ristoranti aperti e pensare che il virus non si trasmetta. Ora con l'ultimo decreto, dice Crisanti, è stato fatto un grande passo avanti, allineando la durata del Green Pass a quella che è l'ipotetica durata del vaccino, e anche dice estremamente positivo mettere l'obbligo di FFP2 sui mezzi di trasporto. Questa era una proposta infatti dello stesso Crisanti, che è stata poi adottata dal governo. Rimane comunque, secondo Crisanti, il problema grossissimo dei ristoranti aperti. Insomma, non siamo ancora pronti, secondo il microbiologo, a tornare alla normalità. Chiudiamo qui questa ampia prima pagina, diciamo, dedicata all'evoluzione della quarta ondata Covid, ai centri tamponi al collasso e il dibattito su come gestire un così alto numero di contagi, avendo però ormai una quota della popolazione veramente molto ampia che si è già vaccinata, e anche già comincia ad essere importante la percentuale di italiani e anche residenti nel nord-est che sono vaccinati con la terza dose. Insomma, come gestire i tempi della quarantena e il cosiddetto ritorno alla normalità. La seconda notizia di oggi invece è una flash. Andiamo a Cortina, dove è andato in tilt non il centro tamponi, o comunque non solo il sistema di tracciamento dell'Urso Bellonese, ma anche il Dolomiti Super Ski, e quindi si è bloccato il sistema informatico per gli abbonamenti appunto della società che gestisce il più grande carosello sciistico delle Alpi, che è diviso in 16 comprensori in 2 regioni e nelle 3 province di Belluno, Bolzano e Trento. 400 impianti e 1200 chilometri di piste. Ieri è andato tutto in tilt, ci sono stati code, disagi e proteste, e ci sono delle foto, c'è una foto
sul Gazzettino di oggi, che ritrae una lunga coda di sciatori davanti a l'ufficio, lo sportello in cui era possibile acquistare l'abbonamento, lo Ski Pass, e ieri mattina alle 10 appunto il sistema informatico del Dolomiti Superski è andato in tilt, mattinata da incubo per gli sciatori che dovevano acquistare l'abbonamento necessario ovviamente per accedere agli impianti di risalita e alle piste. Il commento del Gazzettino, che è diciamo ampiamente condivisibile, mi pare un flop impensabile per una località che si appresta tra pochi anni ad ospitare i giochi invernali. Dalla società arrivano comunque le scuse agli utenti che pensavano di trascorrere una giornata sulla neve e invece hanno trascorso una giornata in attesa al freddo lungo la strada. La società dice: ci dispiace, ovviamente non succederà più, e il sovraccarico è stato dovuto al grande afflusso di dati, quindi al grande numero di sciatori che sono tornati sulle piste. Se non altro c'è questa, diciamo, bella notizia per gli amanti della montagna: si è tornato finalmente a sciare, se ovviamente il sistema informatico di Dolomiti Superski ce lo permetterà. Ci spostiamo a Padova con una bella notizia, che è una proposta di mettere una statua in Prato della Valle, un monumento che raffiguri però una donna. Tutte le sculture infatti presenti in Prato della Valle raffigurano attualmente degli uomini, ma c'è una mozione presentata in consiglio comunale dai consiglieri Margherita Colonnello e Simone Pillitteri, che chiede l'installazione di un'opera dedicata a chi? A Elena Cornaro Piscopia. Si tratta, lo ricordo, della prima donna laureata al mondo, laureata appunto all'Università di Padova, e sarebbe la prima donna che appunto potrebbe trovare un posto che le spetta, così scrive Giulia Tasca sul Mattino di Padova di oggi, il posto nella schiera dei guardiani del sapere patavino. Infatti le statue che sono presenti in Prato della Valle raffigurano personaggi celebri, grandi uomini, attualmente soltanto uomini, personaggi maschili appunto del passato, che hanno dormito almeno una notte a Padova. La proposta, l'idea di inserire appunto una presenza femminile in quello che secondo la giornalista Giulia Tasca è uno dei luoghi più affascinanti e visitati della città, nasce da un'intuizione di Anna Piva, che da anni è impegnata nella difesa dei diritti delle donne e nella lotta contro le discriminazioni di genere. Cosa dice Anna Piva? Mi definisco una femminista del XXI secolo, fin da bambina ho coltivato una grande ammirazione per le figure femminili del passato, in particolare per Elena Cornaro Piscopia, a cui era intitolata la mia scuola elementare. Penso che la realizzazione di questa statua possa contribuire a mettere in atto un cambiamento importante quanto necessario nel rispetto di una storia scritta a pari merito da mani maschili e femminili. Ed è veramente interessante questa iniziativa, anche perché lo ricorderete, qualche giorno fa ne avevamo parlato nelle puntate di questo podcast. È recentissimo uno studio e un'indagine promossa dall'associazione Mi Riconosci, sono un professionista dei beni culturali, uno studio relativo proprio alla presenza di monumenti femminili sul territorio nazionale, e quello che emergeva è che se si parla di statue dedicate a donne, ma appunto in luoghi pubblici e quindi monumenti, ebbene in Veneto ce ne sono soltanto 6 attualmente. Si parla appunto di monumenti in luoghi pubblici, e di queste 6 statue nessuna è dedicata a una donna realmente vissuta. Quindi questa dedicata ad Elena Cornaro Piscopia in Prato della Valle a Padova sarebbe la prima. Una bella iniziativa da parte dei consiglieri Pillitteri e Colonnello della maggioranza del comune di Padova, e vedremo come andrà avanti. Nel frattempo procede invece, sempre per iniziativa del comune di Padova, un altro percorso che è già iniziato in città, e cioè il comune di Padova, la giunta, l'amministrazione Giordani ha deciso di intitolare a donne che hanno fatto la storia del paese diverse rotatorie, diversi rondò della città, e tra queste ci sono Nilde Iotti, Rosetta Molinari, la prima consigliera regionale eletta in Regione Veneto, Franca Rame, Rita Levi Montalcini e Alda Merini.
Insomma, anche qui il senso è quello di aumentare nei luoghi pubblici la presenza di volti e nomi di donne che hanno fatto la storia di Padova e quindi della nostra regione, del nostro paese. Torniamo a una notizia, diciamo, di livello regionale. C'è il tema, qui diamo solo una flash, della elezione del Presidente della Repubblica. Sappiamo che il Presidente della Repubblica viene eletto dai deputati, dai senatori, ma anche da i cosiddetti grandi elettori che rappresentano le regioni, e quindi in Veneto si apre un dibattito, e cioè chi sarà a rappresentare appunto il Consiglio regionale del Veneto nell'ambito dell'elezione del Presidente della Repubblica. Se la Lega ha già deciso, saranno Zaia e Ciambetti. Invece non si sa ancora chi sarà il terzo componente, che spetta all'opposizione. Sembrava inizialmente che il testa a testa fosse tra Giacomo Possamai, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale del Veneto, e un collega di partito, sempre consigliere regionale del PD, Andrea Zanoni, trevigiano. In realtà pare che oggi proprio ci sarà una discussione su questo punto, in cui il capogruppo del Partito Democratico Giacomo Possamai dovrà scontrarsi, o comunque dovrà confrontarsi con lo speaker dell'opposizione, quindi il portavoce dell'opposizione, Arturo Lorenzoni, che dice si tratta di un ruolo importante, una esperienza che mi piacerebbe fare. Però ci sono delle valutazioni da fare, la persona designata porterà avanti il punto di vista di tutti. Insomma, domani probabilmente sulle pagine dei quotidiani locali del Veneto leggeremo chi rappresenterà la opposizione, quindi la minoranza in Consiglio regionale, durante l'elezione del Presidente della Repubblica italiana. L'ultima notizia di oggi è veramente una flash, riguarda il fatto che ieri è andato a fuoco, c'è stato un grossissimo incendio in un laminatoio di una fabbrica a Porto Marghera, quindi fiamme che si vedevano da chilometri a Porto Marghera. L'incendio pare sia stato causato da un macchinario durante una manutenzione. Sul posto ovviamente i tecnici dell'ARPAV, che escludono per il momento almeno pericolo per la qualità dell'aria. I commenti di lavoratori e delegati sindacali dell'azienda, che tra l'altro si trova in concordato, dicono: per fortuna, ma solo per fortuna, nessun ferito, siamo però preoccupati per la sospensione del lavoro naturalmente. Il petrolchimico comunque non è nuovo a roghi, e ad esempio ricorda la Nuova Venezia che proprio a Marghera nel maggio 2020 andò a fuoco completamente la 3V Sigma. Il commento di Michele Valentini della FIOM CGIL: al di là di quello che è successo, su cui a far luce ci penseranno le autorità preposte, resta sempre la priorità di potenziare gli investimenti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, che sono appunto prioritari. Questa era l'ultima notizia di oggi, grazie per avermi ascoltato fino a qua. Io sono Jack Calcetto, questo era Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Oggi è martedì 28 dicembre 2021, una buona giornata a tutti quanti.